18,25 lo scontrino alla cassa, grazie signore. Il signore desidera? Signorina, io vorrei. Saponi, profumi, acqua di lavanda? No, signorina, io vorrei. La mette per la barba, pettini, spazzole? No, signorina, io vorrei. E dica pure cosa le occorre, signore. Sono qui per servirla. Uffa. Io vorrei, io vorrei, io vorrei. Quello che voglio, lo voglio da lei. Ho capito, le vuole una pomata che mantiene la chioma incollata. Signorina, perché non mi intende? Ma signore, che cosa pretende? Un profumo d'amore che mi scenda nel cuore. La violetta, signora, no, non è un profumo di viole, quello che lei può dare a me. Con tanti amabili signore, lei si rivolge proprio a me. Voglio il profumo della vita che nel mio cuore serberò. Ora domanda a Margherita se ce l'ha lei, perché io non l'ho. Signorina, mi intenda, la prego, sono 3 notti che non dormo più. Caro signore, allora lei avrebbe bisogno di un sonnifero, no? E si rivolta alla farmacia qui accanto. Ma il suo profumo che mi ha fatto perdere il sonno. Ma che cosa dice? Io non uso che i profumi della casa. Non si faccia sentire da direttore, mi metterebbe subito la multa. Signorina, lei non vuol capirmi? Signorina, io ti amo, sciagurato! E vorrei, io vorrei, io vorrei, io vorrei quel profumo che c'ha solo lei. Mio signore, la strada è sbagliata, perché io sono di già fidanzata. Lo licenzi quel suo pretendente. Ma signore, che cosa si sente? Io mi sento nel cuore un profumo d'amore. La violetta, signora, no, non è un profumo di viole, quello che lei può dare a me. Con tanti amabili signore, lei si rivolge proprio a me. Voglio il profumo dell'amore per profumare questo cuore. E zitto che viene il direttore. Ecco il profumo per lei, signor. 1000 fiori, violette, azaganà, 370 lire, scontrino alla cassa, signore. Grazie, grazie signorina, prego. Che tipo, hai visto Margherita? Grazie. Voglio il profumo della vita che nel mio cuore serberò. Signore, si chiude. Uscita, uscita, uscita. Addio Nini, addio amore. Bravissima!